Una lunga febbrile giornata, due vertici straordinari, uno di questi è ancora in corso. Le popolari venete mettono sul piatto le rassicurazioni del governo, solo Palazzo Chigi può risolvere la crisi. I due CDA chiamati a discutere i risultati dell'incontro di ieri a Roma con il ministro Piercarlo Padoan, che ha garantito ogni sforzo per evitare il fallimento di almeno uno dei due istituti di credito veneti. Una delle strade più probabili del governo è quella di concordare il miliardo di euro di ricapitalizzazione dall'unica fonte possibile, ovvero il Fondo Atlante, formato dalle diverse fondazioni bancarie, che comunque, nel contempo, potrebbero riscuotere una cambiale importante con lo Stato. Quello che occorre in contemporanea è anche l'immediata applicazione però del piano di contenimento dei costi con riduzione di sedi e personale. Al termine del vertice odierno, Popolare di Vicenza ha condiviso la relazione dell'amministratore delegato Fabrizio Viola e confermato la validità del piano di ristrutturazione a suo tempo approvato e sottoposto alle competenti autorità. L'esecuzione di tale piano, si sottolinea in una nota della banca, è essenziale per il rilancio di due banche funzionali, lo sviluppo dell'economia del nord-est, e il suo successo resta affidato all'avvio in tempi più rapidi delle azioni previste. È stato preso atto delle rassicurazioni fornite dal Ministro dell'Economia e delle Finanze che consentono di confidare nella rapida conclusione del processo di autorizzazione alla ricapitalizzazione precauzionale. Lo stesso CDA ha poi invitato Fabrizio Viola a verificare la posizione del Fondo Atlante in merito alla sua eventuale partecipazione alla operazione di ricapitalizzazione prevista. Stiamo lavorando, ha detto Viola al termine, e l'auspicio è sempre uno: fare presto perché la corsa contro il tempo si sta esaurendo.